Il banditismo sardo ha generato una galleria di figure che pur nella loro efferatezza, sono entrate a far parte della storia e del folklore dell'isola, spesso assumendo contorni quasi leggendari. Ecco alcuni dei personaggi più noti. Giovanni Tolu, nativo di Florinas, in provincia di Sassari, è un bandito sardo dell'Ottocento. La sua storia è stata immortalata dal poligrafo Enrico Costa nel libro Giovanni Tolu, storia di un bandito narrata da lui medesimo. Tolu era noto per la sua intelligenza e la sua capacità di tessere reti di relazioni, diventando quasi un signore nelle aree boschive che controllava. La sua figura è emblematica del banditismo legato alle faide e alle vendette, ma anche di una certa autorità esercitata sul territorio in assenza di un forte controllo statale. Morì di carbonchio prima della pubblicazione del libro di Costa. Considerato uno dei più celebri banditi di fine Ottocento, Giovanni Corbeddu, originario di Oliena, è una figura complessa. Sebbene il suo curriculum criminale includesse furti, abigeato e sequestri, la sua fama è legata anche a un'aura di giustiziere e a gesti che lo discostavano dal classico bandito sanguinario. Era soprannominato il re della macchia per la sua profonda conoscenza del supramonte e la sua capacità di sfuggire alle forze dell'ordine. La leggenda narra che fosse in grado di muoversi tra le rocce come un'ombra e che la sua astuzia fosse proverbiale. Morì in uno scontro a fuoco con i carabinieri. Samuele Stocchino è stato uno dei banditi sardi più temuti e, al contempo, ammantati di leggenda del primo Novecento. Prima di darsi al banditismo fu un militare durante la Prima Guerra Mondiale, distinguendosi sul Piave ricevette la medaglia d'argento al valor militare. La sua figura è associata a una serie di delitti efferati e a una lunga latitanza, che lo rese quasi inafferrabile. Una biografia, spesso raccontata in ottave popolari, che ha contribuito a creare il mito della tigre d'Ogliastra, un uomo dalla ferocia inaudita ma anche dalla capacità di sfidare le autorità. La sua storia è un esempio della persistenza del banditismo anche in epoche più recenti, prima della Grande Repressione. Fu assassinato a tradimento nel 1928 a Ulassai, presumibilmente per riscattare la ghiotta taglia che Mussolini mise sulla sua testa. Pasca de Vaddis è una delle poche figure femminili ad aver assunto un ruolo di spicco nel mondo del banditismo sardo. La sua storia è legata a una faida familiare e alla necessità di vendicare i torti subiti. La sua figura è stata oggetto di leggende e di una certa idealizzazione, che l'hanno dipinta come una regina dei banditi, forte e coraggiosa. Morì in latitanza e il suo corpo, secondo la tradizione, fu restituito alla famiglia e vestito con l'abito da sposa mai indossato. Bastiano Tansu è una figura leggendaria della Gallura. Sordomuto dalla nascita, divenne un fuorilegge coinvolto nella sanguinosa faida tra le famiglie Vasa e Mamia, che insanguinò la Gallura nella metà del XIX secolo. La sua ferocia e la sua determinazione gli valsero il soprannome di Muto di Gallura. La sua storia è stata oggetto di romanzi e narrazioni popolari, che ne hanno accentuato gli aspetti più drammatici e spietati.